pustir de treschidas in ruius a Sardigna torrat in colore aranzu. Su mezzoru desos parametros epidemiologicos ha permittiu a su ministru Speranza de firmare su 30 di aprile s'ordinanzia pro non che va che ressire da esa zona ruia. Esane che de su mudamentu de colore esti sta un aumento de esos casos de coronavirus e de esos focolaios che hanno caionau sa sofferenzia de esas strutturas ospedalieras in custar 20 di esos parametros sono un mezzoraus a manera sicchia cominzande da eserre chintichi cando semus intrauso in zona ruia vitti 1,48 e come in bezza si sutta su limite de legge. Sapunna como este a entrare in presse a sa zona groga chi di accarrennarrere chi sos contagios o a sa diana si chi a minimare su fatto chi una scantar misura sappan a brandau però non che rennarre schipo di murfax commente nos pare teso sardo spessande a s'esperienzia de sa zona arba uve pariata chi de covid non mi dai a prusu deppe empoderare galo una paie chi da settenne spassenzia sono stata arfattas a bellesse schentamizza vaccinazione se intro e maiu si spera di arrivare a 1 milione. Sa zona aranzu impone galo una scanta regola sa strinta sprozzilleris e ristorantes non muda nuda si chi na bendere ma pezzi pro che piccare su manico e su vivere a domo torrano a perrere sarbuttecar de abbigliamento de scarpa sor centros commerciales custos però deppene tancare in su vine chida a barra tasa retirada da esardeche de zero a sa schimme manzano. Sul gruppo de minoranza de su Consiglio regionale pedin un piano pro salvare sas impresas sardas e procussan a presentare una mozione urgente su impatto economico, finanziario e occupazionale desa crisi caionata da esa pandemia. Secondo Cesare Moriconi, consigliere regionale di UPD e primo firmatario di su documento, sa Sardigna est una regione a risco mannu. L'unana totus or datos e sas analisi che arrivano da su Fondo Monetario Internazionale e da Istat. Sa giunta non può desichire a facer finte nuda, bicherene misuras urgentes e ragionadas pro cercare de firmare l'impatto desa crisi a sas impresas sardas. Sos consiglieri de opposizione sono appistichinzaos pro sa mancanza di un'istrategia desa giunta regionale. Un'istrategia pro su tempus venidore e un'azione l'estra pro dare a Zudoso la pe di Finzasa Eugenio Lai. Chi si sblocco de sos licenziamentos e che sono piano pro salvare sas impresas a riscu este chi van a essere un upore de disoccupauso a Naulai. S'azione desa giunta e spattinde ritardo ormannoso, sos azudos pro sas impresa sono virmor de più de un anno in sa scassar desa regione. Una situazione che si dia podere aggravare impresse, sa crisi in Sardigna attaccorfire a manera meda prus pesante in sormeses invenientes, cando ana benner mancu sar garanziar desi stadu, a sottolineau su capogruppo de sos progressistas Francesco Agus. Si interveni direttu per galus a possibilidade de salvare medas impresas. Proprio de 3 mesi hanno isettau allor mutire prova che su vaccino che in su pistichinzu de essere un pericolo pro sas persones che assistine pro sos parentes e debiles. Infine il mercuri scolau sta ribada sa telefonata che vini isettande che sta cabada bene pro sos de sa cooperativa progetto Uomo de Nugoro de sos scales da favedau tele Sardegna pur una paia di erfa che ta sos 73 operadores sociosanitarios de sa cooperativa che cada dieva che in assistenza a domicilio a pazienti fragili e allettaus su 28 di aprile lo sa circaus ATS. Ana de pisettare meser ma infine sto tucantos ana ricevius a prima dose Pfizer pro sa sicuna ana de per isettare 21 diese. E si pro sos operadores de Nugoro sa situazione sto radin bonu galu non si schiccando ana a vaccinare sos de su plus desini scola de chinar de professionista schicca immunizzazione cada dia andano a domo desese 8 pazientes debiles ponende in pericolo sa salute de sos pazientes de chi lor de petacudire de sar familias e finza sa salute i soro mattessi pa carfialar de vaccinu chi però podene ponere in sicurezza medar vidas e si spera eschi ATS la zaccatet impresse.
Sas conseguenze economiche della pandemia in sul territorio de Suenugoro sono state armezzanar forte. Se non si pone in campo interventi urgenti, si arrisca tasa morte del suo sistema produttivo intrego. È Roberto De Riu, consigliere regionale del suo Partito Democratico, che mentova su documento Sistat 2021 su presa competitività del settore produttivo a posto il desimpatto della pandemia e che cataloga sa Sardegna come intesa regione che in sa rischio territoriale peiur d'Italia. De Riu sottolinea che des schentos e che sistema locale e nazionale e de su traballu de che des 20 comune speius sono usardos, 27 de sos 39 sono in fasca de fragilidade arta e entre esos speiur bisogno meda sistema de traballu desa provincia che a Desulo, Fonne, Sorgono, Bitti, Orosei e Siniscola. Sa derrute economica de Nugoro e de tottusa province sicchiu inesorabile na De Riu e son numeros ad umano lu certificana. Desordatos Istat de sos ultimos annos resulta di fatti schime das impresas de su territorio nostru presenta una criticità grave chi minima da devatturao a rischos operativos serios per una strategia pro che superare sa crisi. È chiaro che sa Sardegna, in maniera particolare sa provincia di Nugoro, sono conoscendo una crisi profonda e strutturale che in sa pandemia che aggrava una situazione che vizza e mezzana. Pro De Riu si deve salvare sul sistema economico de su territorio nostru e su PD che in inaugurazione de Sandala Nova in provincia di Nugoro si deve impennare procussu concluiti De Riu. Qualche cosa si muovet in su trasporto marittimo pro garantire a sa Sardegna collegamentos adeguaus che in su continente in istiu e in sas atteras staiones. In Sardia scolada su Ministeru de sas Infrastrutturas e de sa Mobilidade Sostenibile che in uno decreto de su Dipartimento pro sos trasportos e sa navigazione ha assignau a sa compagnia Tirrenia CIN su servizio de trasporto marittimo in sa tratta Civitavecchia Terranova e Terranova Civitavecchia. Sa società de navigazione deve fare su servizio pro 24 mesi rispettando esos oneri del servizio pubblico dei primi die de maio 2021. In suo decreto si precisa che entro maio Cintirrenia, Parisia, GNV e Grimaldi in sede di prima attuazione e secondo regola non discriminatoria ardai prima die de Santugamine 2021 a su 31 de maio de 2023 sa tres compagnias hanno podes presentare un piano operativo compartiu produtto sur 24 mesi desa durata desa gara. Sossinda causa in maniera particolare FILT, CGL Sardegna hanno apprezzato la decisione del suo Ministeru che evita l'isolamento desa Sardegna nord-orientale mescamente in Iverru. A barra su problema desa tratta Civitavecchia, Arbatax, Casteddu, ca a su bando non ha partecipato un emmoso. E pro su trasporto marittimo intre sa Sardegna e su continente a barra s'incognita de su destino desa CIN. Prosacale sa procura desa Repubblica de Milano ha presentato istanza de fallimento a su tribunale pro unu passivo desa sociedade de belle 200 miliones e depidos pro 800 milioni de euro. Su tribunale fallimentare si dia depes pronunziare entro su 6 de maio.